Accompagnate dalla musica live dei Bacco per Bacco, migliaia di persone hanno festeggiato ieri sera in piazza Primo Maggio a Jesolo Paese la conclusione del 2019 ed è stato un anno ricco di successi per la cittadina balneare anche per i suoi caratteristici eventi natalizi. Sicuramente è una fine d'anno positiva per la nostra località. Il mercatino di Natale ha superato, mi dicono gli organizzatori, le presenze dell'anno scorso. Un successone poi è stato il nostro presepe di Sabbio, che quest'anno è meraviglioso, è in programma dell'amministrazione per il prossimo anno raddoppiarlo e dovremmo purtroppo anche cambiare un po' posto, però adesso stiamo valutando dove farlo. E questa sera mi sembra che anche a Jesolo Paese la piazza, anche se un po' più tardi del solito perché la gente era al cenone, si sta riempendo, anzi è già piena, e quindi fra qualche minuto faccio gli auguri ai miei cittadini e ai nostri ospiti e speriamo in un 2020 almeno alla pari del 2019. 2, 1, auguri a tutti, auguri! A salutare il 2020, tenendo tutti presenti con gli occhi al cielo, ci hanno quindi pensato i fuochi pirotecnici che hanno illuminato la notte e stupito i tantissimi ospiti venuti soprattutto da fuori città. Da Milano a Jesolo, per festeggiare il 2020, quali sono i vostri propositi per il nuovo anno? Speriamo che siano tanto belli quanto è stato il 2019 e siamo fiduciosi che sarà veramente un bellissimo anno. Propositi per questo 2020? Cercare di dare il meglio di me stessa e essere più positiva. Diciamo di avere tante altre soddisfazioni come sono avvenute nel 2019. Salute e amore per i miei cari. Sicuramente tanta salute, serenità e pace nelle nostre famiglie e poi oserei dire anche la speranza che non venga mai a mancare perché questa nostra società, questa nostra Italia sia sempre migliore.